Eccoci, nuova puntata della nostra storia, altri due personaggi che ascolteremo e vedremo insieme a tanti filmati d'epoca per capire meglio che strada abbiamo fatto, che strada stiamo facendo e soprattutto dove stiamo andando. Un po' quello che è il segreto, insomma, di questo nostro appuntamento con le teche di Antenna 3. Due persone che racconteranno un po' la loro storia ma anche il loro tempo. La prima ci porterà un po' a parlare di politica, ma anche di città, di come gestire la città. La seconda invece è un collega giornalista, con lui vedremo personaggi del passato, ma parleremo anche dell'agricoltura del passato, guardando al futuro. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Puntuale come aveva promesso, il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Felice Casson, ha atteso la chiusura dei seggi per esprimersi sul futuro dell'istruttoria che vede tra i 17 indagati, per una questione di presunte irregolarità nell'assegnazione di appalti per opere pubbliche, anche il ministro dei trasporti Carlo Bernini. E lo ha fatto raffreddando, come è possibile intuire nonostante la compostezza del comunicato ufficiale emesso subito dopo, l'ottimismo che i legali avevano dimostrato appena qualche giorno fa. In sintesi, Casson ha dichiarato inammissibile la richiesta di immediato proscioglimento per Bernini, ha accordato al pubblico ministero Salvarani altri 6 mesi di tempo per continuare ad indagare e, per concludere, ha negato il passaggio dei fascicoli al Tribunale dei Ministri, l'unico, secondo quanto affermato dallo stesso leader Doroteo, di fronte al quale si sarebbe eventualmente presentato personalmente. In compenso, ed è su questo punto che gli avvocati Giuseppe Consolo e Antonio Pognici si soffermano oggi con soddisfazione, Felice Casson ha riconosciuto la nullità di tutte le informazioni di garanzia inviate agli indagati, in quanto prive di data ed altre indicazioni precise sui luoghi in cui sarebbero stati consumati i presunti illeciti. Un vizio formale, quindi, che vanifica gli avvisi ufficiali ma che comunque non pregiudica, spiega il GIP, la correttezza dell'iter processuale, perché fino ad oggi nessun atto al quale i legali hanno normalmente il diritto di assistere è stato compiuto nei confronti degli interessati. Per quanto riguarda il solo Bernini, in ogni caso, i difensori, nelle ultime righe del breve dispaccio, pur ribadendo di non aver nulla da temere, precisano di voler valutare la vicenda d'ora innanzi nelle sedi proprie. Era il 6 aprile del 1992 ed era l'inizio del tema delle bretelle d'oro, per cui Carlo Bernini poi patteggiò. Buonasera a Guido Antonioli, collaboratore di Carlo Bernini. Grazie. Proprio in quegli anni, negli anni forse più difficili del Presidente della Regione, poi il Ministro dei Trasporti. Sì. Lei l'ha seguito sempre praticamente fino alla fine. Com'è stata questa esperienza e soprattutto chi era Carlo Bernini per chi non l'ha conosciuto? Ma adesso ovviamente la domanda io rispondo perché eravamo un buonissimo rapporto, per me era un politico di estrema efficacia e soprattutto di grandissima intelligenza, cosa che al momento forse, come sempre, non viene capita, ma successivamente vengono valutati, purtroppo magari anche in ritardo. Questo per quanto riguarda, diciamo così, la persona a posteriori, ma lavorarci assieme, viverci assieme, com'era? Ma era severo e voleva che le cose fossero fatte a pennello, per così dire, parlando in termini proprio appropriati forse, e voleva che il quadro fosse con la cornice a posto e con tutti i colori a posto. Cioè era un uomo che guardava che le cose funzionassero, soprattutto i risultati. Lei l'ha seguito quando è da ministro oppure aveva cominciato a seguirlo anche da Presidente della Regione? E allora, da Presidente della Regione no, perché aveva uno suo staff, da Ministro sì, da Ministro poi ho collaborato con lui veramente quando era Ministro, insomma. Ecco, diciamo. E anche dopo, quando poi... Beh, dopo la mia vita è stata fino quasi alla morte di Bernini, perché ci sentivamo sempre, perché era una persona di cui io non mi sono sentito di abbandonare, come tantissime altre persone hanno fatto. Io ho preferito, diciamo così, seguire un ideale che lui mi aveva dato in quel periodo in cui io ero assieme. Per cui io mi sento di non aver mai tradito, mentre altre persone ovviamente hanno scelto
altre strade, e diciamo anche disconoscendo delle volte il loro passato vicino a Bernini. Ecco, Carlo Bernini l'apice l'ha avuto da ministro o forse da presidente della regione? Cioè, diciamo che così il massimo l'ha dato in quale ruolo secondo lei? No, sicuramente presidente della regione, perché lui sosteneva, ha detto a me, ma lo diceva a tantissimi altri, che ministro non era interessato a essere ministro, più di tanto. Lui amava tanto la regione Veneto e amava il popolo del nord-est. Allora, visto che parliamo, diciamo così, dell'apice della carriera di Carlo Bernini, andiamo a vedere il 14 luglio del 1987 come commenta il fatto che davanti a casa sua ad Asolo, perché lui abitava ad Asolo, avevano ritrovato un ordigno che poteva potenzialmente anche esplodere. Sentiamo come reagisce. L'inserto è il 2. Ho avuto questa notizia del ritrovamento di questo strano involucro ad Asolo, non ho ancora in questo momento elementi precisi. So però che si trattava di un involucro contenente esplosivo che poi in realtà è stato per fortuna fuori sede fatto esplodere. Mi dicono che era in piazza vicino al luogo della raccolta delle immondizie, se ho capito bene, e che conteneva un plico molto lungo, molto voluminoso di dichiarazioni, di affermazioni. Da quel poco che so non mi sembrano neanche molto chiare e coerenti, nonché un invito, una proposta, un appello rivolto a me perché prenda delle iniziative come al solito nei riguardi dei meridionali, quindi non è una canzone del tutto nuova, anche se evidentemente è una voce non rappresentativa del nostro modo di pensare. Questo è tutto quello che so. Mi rincresce perché l'episodio, pur non avendo pare un contenuto di immediata pericolosità, è pur sempre un episodio di radice violenta che mortifica la nostra civiltà, la nostra apertura, la nostra mentalità. E quindi io credo fermamente nella via dell'autonomia di questa regione, nella sua crescita, nelle sue forze, nel rispetto che deve avere la sua cultura, ma tutto questo fermamente dentro la Costituzione e con la più grande apertura addirittura internazionale. Quindi ancora una volta devo distinguere nettamente il mio pensiero e mi dispiace che alle volte questi abbiano delle risonanze involontarie che poi sfociano, quando magari si aggiunge un po' di sole di agosto, in questi episodi che non sono per nulla edificanti. Insomma, qui abbiamo sentito già un tasto che è attualissimo, quello dell'autonomia, è un'idea che lui ha sempre portato avanti, insomma. Ma era un autonomista, credeva nell'autonomia. È ovvio che a quei tempi la DC non è che lasciasse molto spazio a pensieri del genere, perché per una serie di motivazioni ovviamente plausibili, vedendo il mondo in cui eravamo in quel periodo. Possiamo dire che la DC era un po' più centralista? La DC era centralista perché voleva anche esserlo, però secondo me sbagliando. Tant'è vero che nelle discussioni che noi facevamo così, io avevo proposto, che poi dopo ovviamente non ha, però di fare sì un'autonomia all'interno delle DC, cioè mi spiego, le varie regioni DC dovevano avere la loro autonomia, era un primo passo per vedere un attimo che, però dopo non si è più fatto niente perché la cosa non era fattibile con i vertici della DC nazionale, insomma. Allora, visto che parliamo di politica di autonomia della DC, io adesso le faccio vedere delle immagini di un comitato DC del 1982, sono volti importanti, diciamo, della democrazia cristiana, li commentiamo un po' assieme. Questa è Tina Anselmi. Sì, Cosa le ricorda? La Tina Anselmi sappiamo tutti, è inutile che io la descriva perché ormai è la storia, era della sinistra democristiana la Tina Anselmi, per cui aveva un suo ragionamento e quindi di conseguenza, però quando si trattava di fare sintesi per il bene non della DC, ma per il bene dei cittadini, si cercava di portare a termine qualsiasi operazione a favore del cittadino. Ecco, voglio dire che noi ragionavamo sempre, e che purtroppo ora si parla poco, del welfare state. Allora era una parola che in tutti i convegni emergeva. Oggi io non ne sento parlare,
Per cui... Però per tradotto per chi non conosce l'inglese, il welfare state... Sì, che anch'io sono che sia... No, è praticamente da quando si nasce l'assistenza sociale che si dà a una persona, da quando nasce e da quando muore. Ecco, dalla sanità, dai servizi, cioè questo era un Del resto Tina Anselmi è stato il primo ministro della sanità. Sì. Qui invece vediamo Lino Innocenti e Dino De Poli. Sì. Altre personalità, però De Poli, anche Innocenti non mi pare fossero proprio, cioè più Innocenti mi pare fosse più centrista, più Doroteo. Beh, sì, effettivamente sì. De Poli no, De Poli è stato sempre un uomo che amava molto il potere, secondo me. Amava il potere e difatti poi sappiamo che è andato a guidare una potenza che all'inizio non era così, ma poi è diventata una potenza. E sappiamo come ha gestito, e per fortuna adesso le cose stanno rientrando col nuovo presidente, per cui è stato una persona, lui è stato anche onorevole, De Poli, e so che è stato un innovatore dal punto di vista di campagna elettorale, perché lui volantinava da un aereo. Sì. Aveva fatto del volantinaggio tramite un aereo. Addirittura, Sì. Poi vediamo Carlo Bernini, Ferrari Agradi. Tutti questi voti a che democrazia cristiana la riportano? A una democrazia cristiana che guardava bene ai cittadini, cioè teneva in considerazione i cittadini e portava a terminare un progetto, o quantomeno lo iniziava e dopo, come ben sappiamo, non sempre i progetti politici andavano in porto, perché ovviamente la stagione era di gran dibattito e per cui tante lotte venivano. Molti altri ospiti che abbiamo avuto dicono che la DC in realtà non era un partito ma era un contenitore di tante anime, dove il fulcro, il centro era la Chiesa che le teneva sostanzialmente. Possiamo dire così, visto dall'interno? Adesso lei ha posto secondo me un punto. La Chiesa era un punto di riferimento per noi. Ma perché? Perché anche da un punto di vista della nostra cultura, dei nostri tempi, ora la Chiesa, anche per la presenza magari di qualcuno che non gestisse più bene la Chiesa, per noi era un punto di riferimento importantissimo. Tant'è vero che mi ricordo il nostro vescovo, che era Chirighin, partecipava a tante nostre assemblee, anche assemblee di quartiere, assemblee quando lo si invitava, era presente. Quindi, voglio dire, la Chiesa era vicinissima alla DC. Forse la DC era un po' l'emanazione della Chiesa per certi versi, in tutte le sue anime. Sì, perché la Chiesa, ripeto, almeno per noi veneti, ma non solo noi veneti, è sempre stata un punto di riferimento, diciamolo. Da quando ma allora questo suo disimpegno, soprattutto in questi ultimi anni della Chiesa, sta facendo bene o male alla politica e quindi di conseguenza alle comunità, dal suo punto di vista? Allora, la Chiesa era, diciamo così, vicina alla DC. Ora vorrei capire la Chiesa a chi è vicina. Io faccio fatica a identificare un soggetto ben determinato che possa essere di riferimento per la Chiesa. C'è un po' di confusione. Ma la Chiesa, secondo lei, visto che ha fatto questo tipo di esperienza, comunque deve interagire con la politica e comunque con le comunità, oppure come hanno deciso di fare, starne fuori in maniera, diciamo così, indipendente? Sì, una volta la Chiesa interagiva con la politica, ma per il bene dei cittadini. Oggi ho qualche dubbio. Senta, adesso siccome il tempo scorre, abbiamo molte cose da vedere, le faccio vedere invece, perché lei comunque, come dire, per chi non lo sapesse, insomma, non è che facesse di lavoro il collaboratore di Carlo Bernini, è stata di fatto la sua passione. In realtà il suo lavoro è stato quello all'interno dell'USL, giusto? Beh, certo, ho lavorato 43 anni e mezzo all'USL. Ecco, proprio per questo. Allora, intanto vediamo un servizio sull'USL del 1980, giusto per fare un cameo, anche perché torneremo a rivederci quando parleremo proprio di come è cambiata la sanità, ma in un'altra puntata. Questa puntata era più fissata sulla politica. Allora, il contributo è il numero 3, il servizio del 1980, e si parla di un'assemblea del comitato dell'USL a Treviso. Vediamolo insieme.
Slitterà quasi sicuramente all'inizio del prossimo mese la riunione con la quale l'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale di Treviso dovrà decidere in quanti distretti territoriali sarà suddivisa l'ULSS. Una proposta definitiva infatti non è ancora pronta ed è allo studio dei vari gruppi, ma poi passerà anche al vaglio della conferenza dei capigruppo qualche ipotesi. Nella precedente riunione l'Assemblea ha accettato l'istituzione di 4 distretti di Treviso e di quelli di Morgano, Quinto e Zero Branco e di San Biagio Monastier. L'orientamento che probabilmente sarà seguito è quello di suddivisioni territoriali né troppo ristrette né troppo ampie. I distretti in pratica potrebbero essere 15 o 16. Sarebbe questo orientamento una via di mediazione tra le prime proposte emerse, quelle cioè della Democrazia Cristiana, che propendeva per distretti formati da più comuni, e quella dei laici, che invece avevano proposto un distretto quasi per ogni comune dell'ULSS. Si era detto che probabilmente la decisione sarebbe stata presa entro la fine del mese, ma la seduta dell'Assemblea pare destinata a slittare ulteriormente. Ieri i capigruppo si sono riuniti nuovamente per affrontare la questione delle commissioni. È stato trovato l'accordo e quindi delle 5 previste 3 andranno alla Democrazia Cristiana, bilancio, età adulta e rapporti con comuni e distretti, una al Partito Socialista, età materno-infantile, ed una ai comunisti, igiene pubblica e medicina del lavoro. Ciò, come dichiarato dallo stesso capogruppo democristiano Armelin, non pregiudicherà la distribuzione dei referati. I componenti delle 5 commissioni, 13 ciascuna, dovrebbero riunirsi il 30 giugno per eleggere i presidenti. I capigruppo invece si riuniranno tra breve, assieme ai membri del comitato di gestione, per decidere sui referati e sui distretti. Sembra esistere la volontà di gestire unitariamente la salute pubblica a Treviso, ma soprattutto, e ciò è tra le cose che più conta, di stringere i tempi per rendere funzionante la macchina sanitaria in ogni suo settore. 1980, uno dei primi telegiornali di Antenna 3, questa assemblea, adesso magari il nostro Alessandro ci fa rivedere le immagini per commentare insieme. Intanto che assemblea era? Perché noi qui ci abbiamo capito poco. Ma era un'assemblea in cui partecipavano i rappresentanti di vari comuni dell'ULSS, allora, è stato il primo inizio dei distretti, che poi successivamente sono diventati distretti, perché si sentiva la necessità che sul territorio ci fosse una presenza sanitaria. Lì eravamo agli albori, per cui i servizi poi si sono concretizzati un po' alla volta. Ecco, tutti questi voti, perché noi abbiamo visto un Gagliardi molto giovane, un avvocato Vittorino Pava molto giovane, altri non li riconosciamo, ma chi rappresentavano? Cioè qui cos'era, i comuni, le amministrazioni, i partiti, perché poi si parla ad esempio addirittura di una sorta di spartizione per quanto riguarda i vari, tra virgolette, referati della gestione dell'ULSS. Allora il comitato di gestione dell'ULSS facevano parte di tutti i partiti e quindi c'era un manuale Cencelli e quindi questo manuale Cencelli doveva essere gestito. Quindi si pensi lei, oggi come oggi, se dovessimo fare una cosa del genere con 60 persone riunite per decidere qualcosa, io penso che ci vorrebbe 3-4 anni. Ecco, quindi che differenza c'è rispetto alla gestione di adesso dell'ULSS? Cioè lì forse c'era maggiore democrazia o forse c'era più spartizione? Allora, al di là della spartizione che la diamo per scontata in tutti i tempi e non ci sarà mai, finora io secondo me non la vedo, però c'era in primis c'era la volontà di dare al cittadino una certa comodità per avere e ottenere determinati, faccio per dire, il medico di base e tutte quelle cose lì. Quindi sono state cose che sono state decentrate appunto per agevolare il cittadino, non aggravarlo di ulteriori, ma cercare di dare sul territorio di sua pertinenza la possibilità di andare, perché poi ricordiamo che allora le macchine erano poche, la mobilità era poca, adesso invece abbiamo tanta mobilità e pochi parcheggi e quindi è il problema grosso modo. Quindi sono stati fatti apposta, dopo sono stati ovviamente diminuiti, adesso sono gli attuali, insomma, quelli che ci sono. Ma diciamo la gestione partitica dell'ULSS è naturalmente diversa rispetto ad adesso, perché adesso noi abbiamo un direttore generale che di fatto manda avanti tutto, nominato dalla regione. Adesso con la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie vengono nominati dalla regione Veneto, quindi dal presidente Zaia,
per cui è tutta un'altra cosa. Diciamo che noi nella nostra US qui, la nostra US, abbiamo il nostro direttore Benazzi, ex democristiano. Ex democristiano, sì, che tra parentesi era della mia sezione, iscritto alla mia sezione, e che è una persona che conosce il territorio perché diciamo ha sempre vissuto, è nato all'interno dell'US, per cui voglio dire siamo in buone mani, ecco, diciamo. Dopo dipende tanto dalla gestione globale che regionale. Però prima, insomma, invece con i partiti la selezione era molto più dura perché doveva andare bene non a una persona solo, ma a 5-6 persone, il pentapartito. Cioè, io ho assistito a diversi comitati di gestione e ci mancava l'elemento ed eravamo a posto, insomma, eravamo in prima linea. Ho capito. Sì, proprio, ma la lotta per portare a casa un qualcosa, non per sé, ma per portare a casa qualcosa per i cittadini. Cioè c'era questa mentalità molto, cioè, dal partito che aveva il 3% al partito che aveva il 20%, il 50%, il 40% della Democrazia Cristiana, l'obiettivo era quello di dare qualcosa al cittadino, renderlo felice nella gestione della sanità. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e ripartiamo proprio sui servizi ai cittadini di prossimità, cioè parleremo sostanzialmente della prima linea di una volta sulla decisionalità dei territori con i comitati e i consigli di quartiere, ma dopo la pubblicità. Si parla molto di viabilità in questi giorni a Treviso e ieri sera è stata la volta di Santabona, un quartiere sotto questo aspetto molto problematico, strade strette, disagevoli, incapaci di sopportare il traffico crescente. Esistono problemi non più procrastinabili. È emerso nel corso dell'assemblea di quartiere convocata dalla circoscrizione San Pelaio-Santabona, cui hanno partecipato gli assessori all'urbanistica, lavori pubblici e finanze. I rappresentanti dell'amministrazione si sono trovati di fronte ad un'assemblea nutrita, più di 100 persone, e molto vivace. Antoniol, Zanini e Gagliardi hanno dovuto prendere atto della situazione disastrosa in cui versa il quartiere ed hanno raccolto le molte lamentele da parte degli abitanti. Alcune strade, spesso teatro di tragici incidenti, sono strettissime, costeggiate da fossi che si sono trasformati in cloache. Platani ed abitazioni spesso fatiscenti o da abbattere rasentano la sede stradale causando situazioni di estrema pericolosità. Il traffico è notevolmente aumentato sia in entrata che in uscita per le strade che collegano la periferia a centri come Volpago, Merlengo e Ponzano. Santabona ha inoltre conosciuto un notevole sviluppo demografico, cui non è corrisposto un adeguato sviluppo urbanistico. Basti pensare che la rete viaria risale agli anni 50, quando Santabona era poco più di un borgo. Gli assessori certo non hanno potuto prendere impegni precisi, viste le molte richieste, ma hanno promesso nuovi incontri per sviluppare un piano di lavoro ed esporre le possibilità dell'amministrazione. Il quartiere chiede per parte sua che i primi lavori comincino almeno entro il 91 e che non investano la sola rete viaria, ma che prevedano anche un allargamento dei centri sociali giovanili, la creazione di un'area verde e di piccoli centri sportivi di quartiere. 22 marzo 1991 abbiamo cambiato, rimanendo in continuità nell'argomento, perché qui ovviamente le decisioni di un territorio le prendeva e le prende la politica anche adesso. Che differenza oggi rispetto a ieri dal suo punto di vista? Qui abbiamo avuto ad esempio il sindaco, assessori che sono andati a trovare questo consiglio di quartiere, qui manco c'è più il consiglio di quartiere. No, allora se lei mi fa la domanda del consiglio di quartiere, le dico subito che secondo me sono stati cancellati, ma hanno sbagliato a cancellare i quartieri, perché erano di presidi territoriali, parlo anche della Lega in questo caso, che dice sempre che il territorio, i cittadini, ecco, dovevano lasciarli, perché secondo me magari anche sminuire magari il consiglio, ma dei presidi territoriali dei quartieri dovevano esserci, perché lì nascono i problemi e lì possono essere portati in discussione in comune. Ecco, intanto facciamo vedere con il nostro Alessandro e la Francesca un po' di immagini di Santabona. Siamo nel 1991, devo dire che la città è parecchio cambiata, perché a rivedere queste immagini e queste strade uno quasi non si riconosce più, in realtà lì poi è sorta addirittura una casa di riposo, la città di Treviso, insomma è cambiata la città, ma è cambiata anche la politica, quindi è meno attenta al territorio perché è più distante, abbiamo perso un presidio? Ma il problema, secondo me, parlo per Treviso, ma anche per altri comuni, per altre città, cioè noi dobbiamo, è stato sbagliato secondo me
il principio, cioè imparare dai romani, prima si fanno le strade e poi si fanno le case. Invece noi abbiamo sempre fatto differente, abbiamo lasciato costruire senza pensare che fosse la viabilità, quindi lungimiranza nella visione globale di un determinato quartiere, mettiamo quartiere, e quindi le strade sono sempre state fatte così in base alla casa da servire, quel servizio. Invece prima le strade dovevano essere belle, grandi e pensate per un futuro, e qui si tratta di intelligenza, di una visione futura, e forse avremmo evitato queste strade pericolose e anche difficoltose e trafficate. Quindi... Ecco, faccio notare che qui girano 500 su una strada che, se andate a vedere adesso, sostanzialmente è rimasta uguale, e gira un SUV che è mediamente il doppio di una 500. Ma io volevo chiedere allora questo. Però voi come politica, lei voglio dire, faceva parte della DC e della segretaria di sezione della Democrazia Cristiana, tra l'altro nel quartiere di San Zeno e San Lazzaro, se non ricordo male. San Lazzaro. E voi insomma dovevate dare le indicazioni come politica agli amministratori che voi proponevate e poi venivano eletti. Sì, allora questo è sempre stata fatta una discussione di quartieri. Cioè chi aveva l'azione politica sul quartiere, per esempio come ho esercitato io, segretario di sezione, ripeto, era una sezione con 240 iscritti, non era una sezione da 10 come sono adesso, che magari... E quindi di conseguenza le problematiche il cittadino ce le diceva, e noi ovviamente il nostro riferimento politico del comune facevamo presente questa cosa, anzi tante volte c'era la possibilità di fare un'assemblea con i cittadini e con il referente comunale, e veniva lì a sentire le problematiche del cittadino, quindi c'era un po' un feeling tra amministrazione e cittadini, perché c'era di mezzo... E adesso se lei non c'è più? I quartieri sono stati eliminati. Eliminando i quartieri, a parte le sezioni, cioè la DC non esiste più. Adesso la Lega ha imperato in questi anni qua, però forse invece di eliminare i quartieri, secondo me li doveva potenziare. Perché potenziando i quartieri non faceva nemmeno fatica a fare nessun sondaggio né niente, perché ricevevano già dal quartiere le problematiche di quel quartiere. Allora, proprio per questo, visto che il tempo scivola via, andiamo a vedere invece le altre problematiche di un altro quartiere. L'inserto è il numero 11 per la nostra Francesca, e il quartiere invece è quello di, diciamo, San Liberale, tanto per intenderci, la zona del quartiere dove c'è un complesso che noi ricordiamo, che tutti conoscono a Treviso, per il Biscione. È il 30 marzo del 90, sentiamo cosa ci dice questo servizio. La vita dei quartieri, qualche volta, ha l'onore delle cronache al di là della classica notizia della convocazione di un consiglio circoscrizionale. Questa è una lettera firmata da un gruppo di abitanti del quartiere trevigiano di San Paolo. Destinatari della missiva, giunta comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, organi di informazione. Al centro della lettera, che chiede la convocazione di un'assemblea di quartiere per questa sera alle 20:30, la costituzione, appunto, di un gruppo spontaneamente associato. E la prima mossa è quella di chiedere che il comune affidi a un tecnico l'incarico di elaborare un progetto per la definitiva sistemazione viaria del cosiddetto Biscione, sulla cui base, secondo gli scriventi, sorse tutto il quartiere di San Paolo. Ma il grande complesso residenziale, senza la segnaletica stradale, i marciapiedi, i parcheggi, l'illuminazione, somiglierebbe un po', arriviamo a concludere, ad una cattedrale nel deserto. Altre richieste sono relative al villaggio della vita, affinché sia realmente inserito nel tessuto urbano e sociale del quartiere, e ancora la dedica a Sandro Pertini, con relativo busto, della chiesa con una sistemazione razionale di Piazzale Grecia. Inoltre un centro civico adeguato e il posizionamento dei punti vendita e dei servizi a partire da quelli di prima necessità. Questo documento, in definitiva, intende essere una base su cui cominciare a discutere. Per cominciare a discutere, appunto, l'assemblea di questa sera. Potremo, soltanto dopo questa riunione, saggiare la consistenza della proposta. Proposte insomma che arrivavano direttamente dalla base, che venivano discusse in consiglio circoscrizionale. Adesso la base che ha bisogno di portare delle proposte deve portarle a Cassulana, e non sempre c'è una risposta, perché finisce forse in consiglio comunale. Ma intanto per quanto riguarda, una volta il cittadino partecipava più alle varie sedute del consiglio comunale.
oggi, una volta veniva anche pubblicato, quando c'era sui gli organi di stampa, veniva pubblicato quando si teneva il Consiglio Comunale. Oggi sembra che quasi quasi sia una Adesso c'è riunione. internet, devi andare tu a vederlo nel Sì, portale. ho capito, ma allora eliminiamo i giornali che non servono più. Ma per la gente che magari è interessata, il giornale è più comodo. E quindi questo tante persone non sanno che ci sono i consigli comunali. Una volta il consiglio comunale era anche un punto di riferimento, di consultazione politica quartierale. Appunto, tra l'altro i detrattori delle circoscrizioni, ricordo, dicevano che in realtà poi le circoscrizioni non servivano a niente perché non erano frequentate dai cittadini. No, ma io non so chi abbia detto questo, ma io ricordo, almeno nella mia memoria, o per carità, ci sono altre memorie che si ricorderanno meglio, però il quartiere era chi gestiva il quartiere, cioè il presidente di quartiere, se faceva il suo lavoro ne aveva da fare. A me piacerebbe, se fosse possibile, ovviamente, ma dico qualche consigliere comunale, che andasse a vedere tutti i verbali delle varie circoscrizioni che a suo tempo si sono succedute con le varie forze politiche, ma vedere un attimo se effettivamente i quartieri lavoravano o no. A me risulta di sì, dopo per carità. Che lavorassero, devo dire che lavoravano, almeno stanno anche delle immagini. Adesso con la nostra Francesca e il nostro Alessandro vediamo l'inserto il 10, perché qui facciamo vedere, tenendo in sottofondo il sonoro che ci interessa solo per stare, diciamo, per ambientarci, andiamo a vedere un paio dei quartieri del 1982. Sono immagini, devo dire, singolari, perché ci raccontano questo paio di quartieri alla Canottieri Sile, quindi siamo in pieno centro a Treviso, Ponte San Martino, e insomma va vista la partecipazione, va vista. Ecco, che cos'erano? Cioè, qui forse si vede la parte più popolare di questi quartieri. Allora, la vita di quartiere era, parlo da un punto di vista di incontri, momenti anche gioiosi. Erano molto attivi i quartieri, perché ognuno organizzava, tant'è vero che tra di quartieri si faceva qualche diciamo così, ma no, senz'altro sfida per essere i migliori, poi venivano premiati, cioè voglio dire, c'era una concorrenza, ma soprattutto venivano coinvolti i giovani. E questo è un fatto. Adesso noi ci lamentiamo che i giovani non sono coinvolti, dobbiamo trovare un sistema per coinvolgere i giovani, perché qui oltre che la partecipazione, ma capivano qualcosa, che cosa vuol dire organizzare un evento, ma anche forse comunità. Esatto, cosa vuol dire ritrovarci, quindi di conseguenza cosa vuol dire la comunità, come lei diceva, ma soprattutto era uno scambio di idee, di vedute, anche se uno era di un'idea e l'altro era di un'altra idea, ma quantomeno dialogavano. E questo che secondo me nei giovani adesso manca tanto questo dialogo fra loro, perché un confronto, secondo me, era un confronto sincero e onesto. Oggi si trovano e magari dinanzi a uno spritz, alle sigarette, parlano di tutto, ma devono capire questi giovani, e io faccio un appello, che la vita, il futuro della vita è anche loro. Sì, appunto, e soprattutto magari anche fatto di cose concrete e non di cose effimere, mettiamola così. Qui vedere queste persone qua che adesso, voglio dire, hanno più o meno la nostra età, indubbiamente fa pensare, perché forse, ecco, per certi versi era un sano divertimento che però caratterizzava anche un'appartenenza, perché tu appartenevi a quel quartiere e quando quel quartiere vinceva aveva un suo perché, insomma, no? Ti sentivi del tuo territorio. Allora, da quando è il mondo, l'appartenenza a un gruppo, torniamo all'età cavernicola, appartenere a un gruppo voleva dire solidarizzare col gruppo. Cioè, oggi non è più così, ma perché? Perché i ragazzi non sono abituati allo scambio sincero di idee, lavorare assieme, magari per la comunità, ma allo stesso tempo anche fare ginnastica assieme, conversare assieme. No, più importante è trovarsi magari in qualche piazzale di Treviso, 300-400 persone, con lo spritz, 2 spritz, 3 spritz, 100 sigarette, come va via. Adesso invece noi torniamo per un attimo in studio, lasciamo andare queste immagini, le faccio vedere e vi faccio vedere delle altre immagini. Questo è l'inserto, il numero 12, questo è un RVM muto,
che ci riporta invece alle strutture sportive. Parliamo sempre di giovani, parliamo sempre di giovani e quartieri, quanto strutture sportive durante diciamo così, il suo periodo la politica ha avuto visione di pensare proprio come momenti di aggregazione dei giovani, perché in maniera tale che non andassero in giro si organizzavano questi luoghi. Qui, e per intenderci, siamo a San Lazzaro, lei dovrebbe conoscere bene visto che è il suo quartiere. È vicino a casa mia. Esatto, questo per intenderci ora è l'impianto di Via delle Medaglie d'Oro davanti al Panata Racquet Club sostanzialmente, no? È un po' diverso rispetto, cioè, allora forse era i primi, diciamo così, le prime strutture, però insomma era un bel investimento per quegli anni, no? Ma direi che questo campo che è stato fatto senza risparmio, nel senso risparmio in soldi, ma dico anche in metratura. Quindi qui c'è un campo di calcio, per fare staffetta, corsa, è una bella struttura, secondo me. Adesso sarebbe impensabile, secondo lei? No, impensabile, è il problema, cioè chi ci metto poi? Cioè io faccio un lavoro così enorme, bellissimo, bello, posso fare quello che voglio, ma chi ci metto? Vanno ancora a giocare i ragazzi? O fanno qualcos'altro? Ma ad esempio quelle strutture lì venivano gestite anche dal volontariato oppure? No, era il quartiere. Cioè? Il quartiere seguiva la propria struttura, che era del quartiere in questo caso qua. Cioè se c'era qualcosa da fare, ovviamente la manutenzione del comune, però era tramite... Su segnalazioni di? Sì, il quartiere era importante per questo. Quindi tornando al nostro consiglio di quartiere, o comunque quartiere occasione mancata, lì bisognerebbe ripensare una presenza ancora più di prossimità. Io guardi, lei da tanti anni è il più vecchio di Antenna 3. Giusto? Sì, no, vecchio, è giovane, ma è vecchio nel senso di un po' di anzianità di grado. È nato con Antenna 3, quindi lei lo sa meglio di me che questa attività quartierale secondo me dovrebbe essere ripristinata. Magari non dico con il vecchio sistema che magari c'era la segretaria è presente tutti i giorni, cose del genere, ma un presidio del comune nei confronti, nell'ambito cittadino, secondo me, non dico magari 3, 4, 5 quartieri, e sentire i cittadini, perché tante volte i cittadini non si sentono. Invece se si sente il cittadino, come era una volta la politica, molto probabilmente certi sbagli non si fanno. Ecco, però la politica di una volta, di 40 anni fa, a volte si trovava a prendere delle decisioni, come dire, quantomeno particolari, cioè voglio dire, pensare che decidano sulla denuclearizzazione della città di Treviso oggi forse farebbe anche sorridere, uno direbbe ma abbiamo delle altre cose da pensare, eppure, e vediamo adesso il servizio, l'inserto numero 13, il 20 settembre dell'87 Treviso vota proprio per la denuclearizzazione del comune. Vediamo il servizio. Treviso denuclearizzata quasi all'unanimità, perché 3 astensioni non hanno permesso quell'unità del Consiglio che sui grandi temi aveva auspicato l'ex sindaco Antonio Mazzarolli. Astenuti il vice sindaco Bettero, liberale, e i 2 consiglieri missini Di Pasquale e D'Alesani. A favore tutti gli altri su un documento comune. Quello che un anno fa non era riuscito, questa volta si è dunque verificato. Maggioranza ed opposizione hanno votato lo stesso documento, la deliberazione alle 21:45. Il comune di Treviso diventa dunque zona denuclearizzata, così come molti altri comuni del Veneto e dell'Italia. Si tratta di una denuclearizzazione sia civile che militare. No dunque alle armi, no anche alle centrali e agli usi non militari. Un tema che evidentemente sta alla coscienza di ognuno, al di là degli schieramenti politici. Ricorderete che gli ordini del giorno presentati erano 2, uno della maggioranza laica, l'altro dell'opposizione democristiana. Si può parlare di vittoria della Giunta o di vittoria di qualcuno in particolare? Difficile a dirsi, forse non si può usare per nessuno il vero vocabolo vittoria, dal momento che la Giunta ha trovato al suo interno un astenuto. Bettero ha motivato il suo non voto con la vicinanza dei referendum che chiameranno gli italiani ad esprimersi, tra l'altro, anche sul nucleare. Forse il vero vincitore è Gianfranco Zedde, il consigliere del gruppo Russell Verde, che considerava la denuclearizzazione fondamentale per la vita della coalizione. Fuori uno dunque. Ora i grandi temi continuano. Lunedì e martedì il Consiglio parlerà di bilancio. L'unità del Parlamento cittadino quasi certamente non si ripeterà. Singolare che i grandi temi siano la denuclearizzazione, ma il bilancio, secondo me il bilancio forse è veramente il grande tema
per un comune. La denuclearizzazione, tra l'altro, sono 36 anni, ho fatto conto adesso, che Treviso è denuclearizzato, non è che sia cambiato molto, voglio dire. Beh, denuclearizzata dice tutto e niente, secondo me, perché non è che alle porte di Treviso si ferma eventualmente un inquinante, quindi voglio dire, nucleare, non si ferma, cioè dice, beh, è una città nuclearizzata, per carità, non entro. No, non è così. Quindi di conseguenza... È un tema un po' effimero, ma sì. Però poi si va a parlare di cose più serie. Teniamo presente che il problema era effimero, però era un problema che è stato portato in Consiglio Comunale. Quindi, voglio dire, ora sarebbe da portare in Consiglio Comunale l'inquinamento dell'aeroporto di Treviso, ipotesi. Manca quella barriera protettiva che sono gli alberi, tutte quelle cose lì, perché è inutile che noi chiudiamo il centro al Nonnino perché ha l'Euro 3 e poi abbiamo l'aereo che passa, tra le altre cose, tanti sorvolano anche a casa mia, cosa scarica? A me risulta che non sia stato fatto nessun monitoraggio per queste cose qua, però io so che una volta alla partenza un aereo consumava tantissimo come 127 che erano Euro 0, tantissime, parlo di parecchie. Insomma, tutto sommato, insomma, ci sono temi che il Comune comunque deve affrontare e che magari potrebbe affrontare meglio se avesse dei consigli o avesse delle indicazioni direttamente al territorio dai consigli di quartiere, che adesso non ci sono più, tirando le somme della nostra discussione. Sì. Guardi, io sono convintissimo di questo, perché solo rimanendo e ascoltando la popolazione, magari anche velocemente, ma hai modo di capire un attimo che problematiche ci sono in quel quartiere o in quel frangente, in quella via. Oggi mi sembra, per caso personale, mi sembra che l'amministrazione tenda a accorgersi sempre dopo di determinate problematiche. Bastava interpellare qualsiasi cittadino che frequenta o quella strada o quell'ambiente o quella casa dove abita. Faccio un esempio fuori sacco, ma le sembra che nell'anno in cui siamo ora, 2023, ci sono persone che vengono trovate morte dopo 23 anni? 23 mesi, 23 giorni? Sì, insomma, cioè è una cosa... Dimenticati. A me sembra che la società si sia dimenticata del vicino. Allora va bene fino a un certo punto, però poi ci si dimentica di controllare. Noi personalmente, io, mia moglie e anche controlliamo i vicini, ma non per essere curiosi, ma per vedere se c'è qualche intruso. Senso di comunità. Il senso è, secondo me, tutti dovremmo fare così, perché tanta gente va a rubare su condomini, è impossibile il condominio di 30-40 appartamenti, va su e nessuno dice, ma lei dove va, scusi? È che se ognuno fa gli affari suoi e non c'è il senso di comunità... allora è perché la gente ormai non è più capace di vivere in comunità. Vive solo per il loro interesse, chiamiamolo così, interessi propri. Invece non è così, la società dovrebbe aprirsi a queste cose qua. E allora con questo appello noi ci fermiamo, ringraziamo Guido Antonioli per essere stato con noi, adesso pubblicità, seconda parte, nuovo ospite e allora parleremo di agricoltura, ma non solo. Buonasera. Artigiani, medici, questione guatemalteca. Questi i temi principali dell'odierna edizione del telegiornale. A Treviso stamane presso l'ospedale, assemblea del personale sanitario medico. In discussione le modalità dell'agitazione che da tempo vede impegnata la categoria. Del Guatemala, paese centroamericano oppresso da una dittatura sanguinaria, si è invece parlato a Mestre nel corso di un incontro tra le delegazioni della Federazione Sindacale Unitaria e le delegazioni del Movimento Internazionale Giustizia e Pace. Cappello del telegiornale però dedicato all'artigianato. Stamane a Treviso il presidente di categoria della Marca ha illustrato i termini della cosiddetta apertura di un'avvertenza. È un fatto sicuramente singolare. L'associazione di categoria infatti è un'associazione di imprenditori seppur piccoli. È come se ad un altro livello i signori Agnelli, Zanussi o, per restare nella nostra area, Benetton, decidessero di rendere conflittuale il proprio rapporto con il governo. Ma diamo le parole alle immagini. Appunto, diamo le parole alle immagini con Fabrizio Salluto nel 1983 e Fabrizio Salluto nel 2023.
Sì, quindi 40 anni dopo. Com'è? Com'è rivedersi? Intanto continuo ad avere la cravatta storta, evidentemente. Non ho imparato in tutti questi anni a farla bene. Sì, devo dire, mi piacevo, diciamola così. Ma com'era essere giornalista nelle TV libere? Allora, era cercare di essere liberi per davvero. Proprio vedendo questa clip, ricordo che quello era un tentativo che avevamo fatto di cambiare un pochino l'impostazione e l'impaginazione del telegiornale, partendo proprio con una introduzione, una sorta di piccolissimo editoriale come quello che ho fatto, e poi di lanciare i servizi, invece di rifarsi al modello canonico che all'epoca erano i telegiornali della RAI. Insomma. Ecco appunto, il punto di riferimento era la RAI, oppure c'era la volontà di creare un'informazione locale che avesse un suo stile, un suo vestito particolare? Cioè la volontà c'era, ma dovevamo imparare, quindi insomma la RAI era oggettivamente un modello. Proprio per questo allora andiamo a vedere un confronto diretto, perché la persona che tu hai intervistato e che noi vedremo adesso per circa 1 minuto e mezzo, un'intervista molto più lunga, era una persona che è stata intervistata non solo dalla RAI, ma è stata intervistata dal mondo intero. Abbiamo Fabrizio Salluto, la clip è la 16, che intervista forse il regista più famoso d'Italia, per non dire tra i più famosi del mondo. Vediamolo insieme, vediamo se te lo ricordi questa intervista. 3, 2, 1. Federico Fellini ha molto gentilmente accettato di rispondere a qualche nostra domanda e approfitteremo dell'occasione per iniziare da un ricordo, per quanto breve, per quanto poco lei lo abbia potuto conoscere, di Giovanni Comisso, lo scrittore di cui in questi giorni a Treviso si commemora la ricorrenza. Ho un ricordo molto simpatico, a parte l'ammirazione per lo scrittore, la gratitudine per lo scrittore. Un ricordo molto simpatico di una grande generosità, un gesto molto gentile, me lo ha fatto conoscere, cioè mi ha mandato un piccolo bigliettino dove esprimeva così un consenso così caldo, così affettuoso, così simpatico su un film, mi pare fosse La Dolce Vita. Gli ho risposto ringraziandolo, proprio toccato, sorpreso e commosso, insomma, di questo slancio così schietto che aveva avuto. E ci siamo incontrati poi a Roma, successivamente, a questo primo scambio epistolare. Siccome avevo in animo di fare allora, moltissimi anni fa, un film che poi ho fatto 15 anni dopo, il Casanova, sapevo che Commisso era uno studioso, un ammiratore di Casanova, aveva tradotto le memoir per un'edizione che adesso non mi ricordo bene quale fosse, quindi gli ho parlato di questa mia intenzione ed era entusiasta del progetto. Com'era intervistare Fellini? Allora, grande emozione, però questa è un'intervista che ho messo nel mio portfolio professionale. Chi ricordo invece con grandissima tenerezza ed mi è entrata nel cuore, era la moglie, è stata la moglie, Giulietta Masina, perché in un'intervista, non ricordo se nell'intervista o a latere, mi disse una frase che mi ha accompagnato finora e disse la vecchiaia non è un dramma, è una conquista. Me la sono ricordata per sempre e adesso insomma è il nostro momento. Poi tra le altre persone che tu hai intervistato mi viene in mente personaggi politici, mi viene in mente Giorgio Almirante, noi ce l'abbiamo nella teca. Era più difficile intervistare la politica, lo spettacolo, la cultura, lo sport? Perché tu facevi tutto. Sì, ma sicuramente lo spettacolo, allora come adesso. Io nella mia esperienza professionale ho imparato che i veri grandi sono delle persone semplici e facili da raggiungere. Nel mondo dello spettacolo invece diciamo, c'è molte persone che posano, che credono di essere più di quello che in realtà poi sono e soprattutto hanno un entourage che deve in qualche maniera giustificare la propria presenza. Per cui talvolta arrivarci è più difficile che arrivare da un politico. Io cito sempre un esempio che mi colpì molto. Nella stessa giornata, siccome come tu ben sai, insomma, nelle televisioni private si fa un po' di tutto, tu giustamente hai ricordato dalla politica allo spettacolo, la mattina andai in Fiera a Padova per intervistare Valeria Marini, un gran problema. Il pomeriggio un premio Nobel suonò il campanello per venire in studio. Ecco, questo spiega un po' tante cose. Con tutto il rispetto per Valeria Marini, ma insomma, rispetto a un premio Nobel.
Allora, giusto per fare la domanda successiva, è più difficile intervistare, diciamo così, un politico locale, cioè uno che poi trovi tutti i giorni e che quindi se lo punzecchi troppo poi magari te la fa pagare, oppure invece intervistare una persona di peso come Fellini che se sbagli la domanda ti guarda magari a sufficienza e ti incenerisce nel silenzio? No, non devo dire nessuno dei due è difficili, perché appunto una persona come Fellini, essendo sicuramente un grande, magari se sbagliavo avrebbe potuto pensare qualsiasi cosa ma non me l'avrebbe fatto pesare. Quanto ti preparavi per le interviste ad esempio ai grandi? Devo dire non molto. Era tutto di getto? Abbastanza. Insomma. È il minimo indispensabile per capire con chi dovevo parlare. E poi partire da una notizia, perché sennò vai a intervistare così, cioè per dire lì parlavi dell'anniversario del commisso, per cui era interessante. Ti faccio questa domanda perché l'inserto 17 invece intervisti un personaggio politico locale. Prima che diventasse personaggio politico era ancora presidente di Italia Nostra, sto parlando dell'architetto Perusini. L'intervista del 1981 e l'inserto è il numero 17. Ciro Perusini, sentiamo. Abbiamo al microfono Ciro Perusini, vicepresidente della sezione trevigiana di Italia Nostra. Voi avete ripetutamente sollecitato un intervento da parte dell'amministrazione comunale sottolineando abusi in città. Non vi è stata data alcuna risposta. A questo punto mettiamo le carte in tavola. Perché secondo voi? Io credo che la domanda dovrebbe essere rivolta ai destinatari di queste nostre istanze, e cioè al sindaco di Treviso e all'assessore all'assetto territoriale Barcati. Per quanto mi riguarda io posso soltanto formulare delle ipotesi. Non hanno ricevuto le lettere, sono dei maleducati, non sanno che cosa rispondere, oppure se ne fregano. Ognuna di queste ipotesi secondo noi è gravissima e meriterebbe un confronto, una verifica diretta da parte dei personaggi interessati. La storia delle lettere è semplicissima. Dopo le conferenze del dicembre del 1980, sul centro storico della città e più in generale sulla pianificazione e gestione urbanistica di Treviso, noi abbiamo scritto alcune lettere nel febbraio del 1981 segnalando abusi edilizi e inadempienze in materia di pianificazione molto gravi. Dopo circa 2 mesi, posso citare le date, le lettere erano del 16 e 18 febbraio 1981, dopo circa 2 mesi, esattamente il 14 aprile, abbiamo mandato un cortese sollecito. A distanza di 1 mese e mezzo non abbiamo avuto alcun cenno di risposta. Questo è gravissimo. Qui insomma c'era la polemica con il comune, si parla di abusi edilizi, insomma il tema era scottante. Quanto la TV Libera riusciva a toccare i temi scottanti rispetto a quello che non faceva ad esempio la RAI? Devo dire non ho mai avuto nessun tipo né di censura né di limitazione, quindi insomma, da questo punto di vista eravamo assolutamente liberi. Poi fra l'altro ho un grandissimo ricordo di Ciro Perusini, perché quando io venni a lavorare ad Antena 3 a Treviso, io arrivavo da Venezia, quindi avevo bisogno di creare una serie di relazioni e lui fu una delle persone con le quali stabilì un rapporto più stretto. Mi servì molto, imparai grazie a lui anche a crescere professionalmente, lo ricordo un po' come un cavallo pazzo, ma una persona sicuramente di grande spessore. E anche, secondo me anche di visione, perché poi lui all'interno di Italia Nostra fece la battaglia sulle mura cittadine, che dopo per fortuna qualcuno è riuscito finalmente a pulire. Insomma, era una visione della città e forse anche una visione della politica diversa rispetto a quella di oggi. Cosa ne dici? Sì, forse c'era un po' più di entusiasmo. Innanzitutto c'era più entusiasmo, poi c'era un migliore rapporto con la cittadinanza, quella che si chiamava partecipazione. All'epoca c'era anche la voglia di partecipare. Oggi la trovo molto asettica la politica. E secondo te tutto questo è determinato dal fatto che a quel tempo c'erano meno canali di comunicazione, cioè c'era la televisione, c'era la radio, c'era il telefono, ma il telefono addirittura era gettoni, rispetto adesso che internet invece ti dà tutto subito a casa tua senza doverti muovere? Sicuramente questo sì, ma la colpa non è di internet, la colpa è nostra, è la nostra pigrizia. Cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo pensato che delegare possa essere la soluzione dei problemi, non è. Cioè, io sono convinto che bisogna impegnarsi in prima persona.
Ecco, allora adesso arriviamo, diciamo così, al passaggio successivo, perché tu, come dire, poi hai cominciato a innamorarti dell'agricoltura. E allora ci arriviamo perché passiamo da un Ciro Perusini in Italia Nostra a un servizio che parla invece della tutela idrogeologica del Veneto, cioè un tema ambientalista. Visto che tu poi di queste cose... sono rimasto dentro quell'ambiente. Esatto, sono rimasto dentro questo ambiente, facciamo un salto dall'81 all'87, iniziato il 18, sentiamo insieme il servizio, non è tuo perché nell'87 già eri ad altri lidi, però sentiamo cosa dice e poi lo commentiamo insieme. Previsione delle piene in tempo reale, progettazione automatica di opere di difesa idrogeologica, interventi per limitare i pericoli e le conseguenze delle valanghe, controllo degli inquinamenti atmosferici, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. Sono queste le frontiere avanzate dell'attività del Dipartimento Foreste della Regione, che nelle sue strutture di Mestre e Arabba utilizza per tali scopi le tecnologie più moderne, ponendo il Veneto all'avanguardia in Europa e nel mondo in alcuni campi estremamente significativi della tutela ambientale e della salvaguardia territoriale. Lo ha sottolineato nel corso di un incontro con i giornalisti l'assessore veronese, il quale ha illustrato le attività di studio e di ricerca nel settore forestale che si attuano anzitutto con il telerilevamento da satellite, tramite il quale vengono effettuati il controllo delle superfici forestali, l'aggiornamento della carta forestale e l'analisi storico-evolutiva dell'uso del territorio montano. Dal canto suo, il dirigente del Dipartimento Costantini ha posto l'accento su alcuni programmi specializzati per lo studio delle risorse rinnovabili, sia in campo forestale che agricolo. Quanto alle sistemazioni idraulico-forestali, l'attività svolta mira a sanare le situazioni di dissesto idrogeologico più evidenti in atto sul territorio montano, in zone sottoposte a vincolo, e a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale tipo. Per quanto concerne la difesa dai pericoli di piena e di valanghe, al Centro Valanghe e Difesa Idrogeologica di Arabba fa capo la rete di telemisura dei parametri idrometeorologici che consente di conoscere in tempo reale il verificarsi delle condizioni di piena dei bacini montani e quindi di intervenire in maniera opportuna. Infine, con l'installazione del radar meteorologico sui colli euganei sarà possibile addirittura anticipare la previsione di pericolo prima dell'effettivo inizio delle precipitazioni meteoriche. Il radar, che entrerà prossimamente in funzione, costituirà il fulcro centrale del Centro per l'idrologia e la meteorologia in via di realizzazione e del progetto agrometeorologico finalizzato al supporto delle pratiche colturali e agronomiche di tutta la regione. Una delegazione dell'ANARF, l'associazione tra le aziende regionali delle foreste, sarà in visita domani e dopodomani presso l'azienda forestale del Veneto. L'iniziativa rientra nell'ambito di una serie di visite previste dal Piano Nazionale del Ministero dell'Agricoltura per la formazione degli addetti. In particolare la delegazione assisterà ad alcune prove e dimostrazioni nella zona del Cansiglio. Insomma, c'era un'attenzione già nell'87, però poi le frane sono andate avanti. Tanto tu che poi ci mastichi molto adesso di queste cose, come vedi insomma, quelle immagini, cosa ti ricordano e soprattutto quanti passi in avanti abbiamo fatto? Passi in avanti dal punto di vista tecnico sicuramente tantissimi. Mi ha sorpreso vedere che già appunto nel 1987, approfitto anche per salutare Bruno De Donà che è stato il mio collega. Abbiamo lavorato insieme, quindi sono rimasto sorpreso che insomma, si era già avanti. Dopodiché ci siamo un po' dimenticati del problema dell'assetto idrogeologico per tanti anni, per troppi anni, non dico a livello veneto in particolare, ma a livello nazionale non sono stati fatti gli adeguati investimenti ed oggi insomma, è uno dei problemi che il nostro paese ha. In questo momento nello specifico è surclassato dalla questione siccità, ma è una medaglia, sono le due facce di una stessa moneta, siccità e dissesto idrogeologico. Quindi no, non abbiamo fatto grandi passi avanti. Quindi appunto la domanda era questa, cioè noi abbiamo investito così tanto, però siamo rimasti fermi, insomma, in poche parole. Perché il radar doveva essere ancora installato, adesso il radar è installato, però... Ma siamo andati anche oltre il radar. Il problema è che, ad esempio, rispetto alla montagna, perché eravamo in montagna, non abbiamo e non siamo in grado di creare gli strumenti perché la gente resti in montagna. Noi stiamo continuando a subire uno spopolamento dei territori alti
e questo significa aumentare il rischio per le zone di pianura. Questo è un dato interessante che deve far riflettere i nostri telespettatori. A proposito di territori alti, ti porto al 91, dove invece qui si parla di Montegrappa e tutela ambientale, quindi rimaniamo proprio su questa linea. L'inserto è il numero 19, vediamolo insieme e poi lo commentiamo. Anche il Montegrappa invoca un progetto di tutela che protegga e conservi il suo patrimonio ambientale. Ad essere interpellati per primi in questo senso sono i soggetti interessati e coinvolti in tale progettazione. Con un incontro tra Regione Veneto, enti locali ed ambientalisti, il Comitato per la difesa del Grappa ha fatto oggi il punto della situazione e lanciato proposte di intervento. Un futuro per il Grappa è stato infatti il tema del convegno svoltosi a Paderno presso gli istituti Filippin. Al Comitato, nato alcuni anni fa in occasione del problema sorto in merito all'ipotizzato passaggio del metanodotto sul Monte Grappa, aderiscono numerose associazioni culturali e ambientaliste, dal WWF al CAI a Italia Nostra, a Lega Ambiente alla Lipu. Ciò che intende realizzare è una gestione unitaria del Grappa e del suo parco. Finora infatti ogni comune della zona, circa una ventina, procede con interventi singoli, separati e in definitiva slegati da un contesto complessivo di tutela ambientale. Si chiede invece che i comuni e le 3 comunità montane che sono quella del Grappa, quella del Brenta e la Feltrina, cooperino entro un progetto unico e completo. Intervenuti al convegno i 3 presidenti delle comunità montane interessate al Grappa ed il direttore del Parco regionale piemontese dell'Alta Valpesio, che ha relazionato sulla gestione di un territorio protetto. Adesso va detto che il Grappa è MAB UNESCO e allora molto probabilmente la tutela idrogeologica che deve probabilmente funzionerà perché ci sono dietro i soldi del turismo di fatto. Secondo te la chiave di volta, e poi ci fermiamo per la pubblicità, per mantenere la gente in montagna, per avere difesa idrogeologica, sia nell'investimento in termini turistici? Allora. No, nel creare le condizioni. Non so qual è l'inizio del circolo. Però se noi togliamo i servizi in montagna la gente viene via. Il problema è quello, oggi abitare in montagna è disagevole, anche dal punto di vista, se vuoi, sociale, mancano i negozi, chiude lo sportello bancario, chiude l'ufficio postale, gli stessi parroci hanno difficoltà ormai a gestire le comunità, quello è un problema. Dopodiché ovviamente c'è anche il problema reddituale. Ecco. Lavorare in montagna è molto più difficile. Quindi tu dici che dobbiamo trovare ancora la soluzione, non è che magari investendo nel turismo riusciamo a invertire questa tendenza? Questo può essere, ma investire nel turismo non vuol dire garantire la vita della montagna. La vita della montagna la garantisce chi lavora la terra, la sicurezza idrogeologica. È a monte il problema. Ci sono molti giovani che investirebbero in montagna, andrebbero a vivere in montagna, però bisogna creare le condizioni anche dal punto di vista burocratico, ad esempio facilitando l'accesso dei giovani ad agevolazioni. E finché non lo facciamo abbiamo questo problema di spopolamento che si riverbera poi sulla pianura. Come avete capito, adesso noi ci addentriamo proprio nel tema dell'agricoltura di montagna, ma non solo dell'agricoltura di montagna, perché Fabrizio, scopriremo nel prossimo blocco, è il presidente dell'Associazione Giornalisti Agricoli del Veneto. Dopo la pubblicità ripartiamo parlando, guarda caso, di Prosecco. Dopo. Villa dei Cedri di Valdobbiadene ospita da oggi la 24esima edizione della Mostra Nazionale dello Spumante. All'inaugurazione di stamane sono intervenute numerose autorità politiche, dal Presidente della Regione Veneto Carlo Bernini ad Alberto Rossi, sottosegretario al commercio estero, e al parlamentare europeo Alfeo Mizzau. L'onorevole Rossi, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l'esigenza di puntare sulle produzioni di qualità. Negli ultimi 40 anni, ha invece detto Mizzau, c'è stata una rivoluzione di cui pochi si sono accorti. L'Italia ha conquistato i mercati mondiali con lo spumante, un prodotto alla pari per qualità con i vini francesi, mentre Sergio Giardini, presidente della manifestazione, ha osservato come lo spumante sia una grossa tradizione di Valdobbiadene, il risultato di applicazione intelligente, di conoscenze antiche, di economia collinare e di nuovo marketing.
La produzione nazionale, che nell'86 si è attestata sui 200 milioni di bottiglie, sembra possa arrivare quest'anno a 240 milioni. Una produzione dunque in costante aumento, che si vuol collegare ad istituti di ricerca e promozione che ne garantiscano la qualità. Gli addetti ai lavori sostengono che siano ancora troppi coloro che spacciano vino di pessima qualità per spumante, andando così a distruggere una trasparente immagine che questo prodotto si è faticosamente conquistato. Alla manifestazione sono presenti un centinaio di espositori che propongono quasi 250 varietà di spumanti. Oltre alla gamma di quelli ottenuti con il metodo classico champenoise, ci saranno quelli ottenuti con il metodo Charmat nelle varietà tradizionali. La rassegna, nell'ambito della quale si svolgeranno giornalmente convegni, tavole rotonde e seminari su questioni connesse alla produzione e alla valorizzazione degli spumanti italiani, rimarrà aperta sino al 14 settembre. Fabrizio, non si sente una volta parlare di Prosecco. All'epoca il nome che era preponderante era Cenerentola proprio, cioè era una Cenerentola. All'epoca sì, poi oggi insomma le cose sono oggettivamente cambiate. Secondo te, visto che tu, voglio dire, hai le mani in pasta da 40 anni, meno di 40 anni, ma in agricoltura, che cosa è cambiato? Qual è stata la chiave vincente, secondo te, di questo vino che tutto sommato, voglio dire, se è partito così... La bevibilità. Evidentemente ha incrociato i gusti dei consumatori, a iniziare dall'Italia, ma insomma mai ha conquistato il mondo. È un vino leggero, di compagnia. Ma lo era anche 40 anni fa, non è che sia cambiato? Certo, probabilmente hanno lavorato bene anche di marketing, evidentemente sono riusciti ad affermarlo. Ecco, quello che volevo chiederti, secondo te l'agricoltura ha scoperto il marketing? Sì, certo. Perché io adesso ti faccio vedere un po' di servizi degli anni 80, veramente una Cenerentola. Anzi, facciamo subito un salto ad un servizio del 1983, dura 39 secondi, per cui ce la asciughiamo velocemente. L'inserto numero 23 per la nostra Francesca Pezzo e poi per il nostro Alessandro Granzieri in regia. Inserto 23, sentiamo il futuro della soia. Prospettive culturali della soia con relative tecniche di coltivazione. Questo è il tema della conferenza tenutasi nel pomeriggio di oggi presso la Camera di Commercio ed organizzata dall'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Treviso. Il relatore dottor Franco Rosso del Centro Studi Eridania ha parlato della soia come coltura alternativa al mais. Lo scorso anno, in provincia di Treviso, sono stati attrezzati 80 ettari di terreno per una produzione per ettaro aggirantesi sui 40 quintali di soia. Per l'anno in corso si pensa di salire agli 800 ettari coltivabili. Insomma, eravamo agli albori. C'è proprio una miseria proprio. Sì, ma poi insomma la soia invece è diventata non solo di largo consumo, ma anche una coltivazione che serve a turnare e a dare respiro ai terreni. E tra l'altro adesso la soia è diventato un mercato mondiale, perché se la soia non c'è da una parte diventa un problema, vediamo con l'Ucraina cosa sta succedendo. Ecco, quello volevo chiederti, cioè perché questi equilibri che sono fondamentali, perché poi noi senza l'agricoltura non mangiamo e non viviamo. Acqua, aria e cibo. Appunto, tutto il resto paradossalmente diventa secondario. Esatto, no? Voglio dire, appunto il cibo e l'acqua naturalmente è un altro tema, però l'agricoltura è sempre stata fino a 10 anni fa, presumo, veramente messa un po' da parte di classe C. Sì, ma è cambiata. Tu l'hai vissuta sta cosa? Sì, ma è cambiata la percezione. Allora, all'epoca innanzitutto si chiamavano contadini coloro che lavoravano in campagna, adesso sono imprenditori agricoli nel vero senso della parola. E se vuoi essere un po' disprezzativo devi dire agricoltori. Sotto agricoltori non ci vai perché... No, certo. È cambiata la percezione. Se pensi che qualche anno fa, ricordo una indagine che fece la CIA, perché allora i giovani si allontanavano dalla campagna e uno dei motivi era proprio la percezione sociale, cioè quando andavano a ballare in discoteca sentirsi dire che facevano i contadini nei confronti delle ragazze era un minus, non era un... E per cui quello era uno dei problemi. Oggi le cose sono notevolmente diverse, innanzitutto perché c'è una generalizzata ambizione ad una vita insomma, più in relazione con la natura. Forse contestualmente gli aspetti industriali della nostra società o comunque la vita in generale della nostra società è troppo pressante, per cui
guardare la campagna, dove i ritmi sono quelli della natura, diventa un'aspirazione di tanti e quindi è bello andare in campagna. Ma senti, è bello andare in campagna perché comunque i soldi li fai lo stesso, perché ci sono delle opportunità, o è bello andare in campagna perché fai meno soldi ma vivi meglio? No, io credo che in campagna, insomma, i redditi siano buoni. È sempre una cosa che ecco, questa è una domanda a cui non ho mai saputo dare risposta, perché spesso e volentieri, diciamo, gli agricoltori piangono miseria. Dopodiché piangono il morto. Ma poi di che si va nelle loro aziende agricole, non solo sono bellissime aziende agricole, non solo, voglio dire, si vede un reddito assolutamente dignitoso, ma quando poi tu guardi le macchine agricole che costano veramente una follia, dici ma. E guarda che le macchine agricole costano una follia anche nel 91. Andiamo al pezzo 25, Francesca, perché appunto qui si parla, il 26 gennaio del 91, si parla di macchine agricole e di innovazione in agricoltura. Siamo nel 91, vediamolo insieme. La pagina del lavoro, prospettive concrete per una moderna normativa per la meccanizzazione agricola sono emerse oggi in un convegno organizzato dalla Coldiretti e dal Consorzio Agrario. La nuova regolamentazione dovrà infatti tenere presente la specificità dell'agricoltura italiana nel contesto europeo. Vediamo dunque il servizio. Se ne parla molto della scadenza del 93 ed è comunque una meta che preoccupa coloro che operano nell'ambito della realtà agricola italiana, visti i problemi in cui essa versa. Uno di primaria importanza rimane quello delle normative sulla meccanizzazione, strettamente connesse alle esigenze produttive e di sviluppo del settore. Se ne è discusso approfonditamente nel corso di un convegno tenutosi stamane in città nella sala riunioni del Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e di Belluno. Un dibattito che ha inteso analizzare la particolarità della situazione italiana dinanzi ai termini della normativa CEE già definita, che verrà estesa a livello comunitario e che rischia di penalizzare gravemente l'agricoltura se il settore non si prepara in tempo. Agrimacchine, un semaforo più verde. Questo è il titolo slogan del convegno, al quale ha partecipato anche il ministro dei trasporti Carlo Bernini, con un intervento sulle politiche di sviluppo della meccanizzazione agricola. Bruno Zambon, presidente della Coldiretti, ha ricordato che a livello parlamentare sono già in atto alcune iniziative, quale la proposta di legge per le omologazioni a sanatoria dei rimorchi agricoli. Tra le attuali esigenze dell'agricoltura interprovinciale sono emerse quella di sfruttare al massimo il parco macchine che nella Marca ammonta a oltre 70.000 unità e quella di adeguare il codice della strada soprattutto per le macchine agricole trainate alle quali è vietata la circolazione extraaziendale creando gravi difficoltà nonché danni economici per gli operatori. Certo che fa pensare il fatto che nel 91 nemmeno il codice della strada si ricordava degli agricoltori. Certo. E adesso invece girano con di quei trattori che sono più grandi della sede stradale. Tra l'altro, e te girano tranquillamente. Sì, perché le cose sono cambiate. Mi ha fatto specie vedere alcuni primi piani, perché sono persone a cui oggi non saprei dare un nome, però sono tutte persone che ho frequentato in un periodo della mia vita che fanno parte del mio background professionale. Mi ha colpito questo servizio. Sì. Mi fa piacere perché adesso ti porto subito a un altro, perché qui il tempo passa e di cose sull'agricoltura, della storia dell'agricoltura ne ho trovate tante, perché l'agricoltura non è solo agricoltura ma è anche pesca, cioè voglio dire è un settore, no? E allora adesso ci sentiamo un servizio scritto da Nick Pinton, persona che noi conosciamo, collega che conosciamo benissimo. L'inserto è il 22 e ci parla di un Veneto depresso sotto il profilo della pesca e siamo nell'87, l'inserto 22, Francesca, grazie. Le cooperative dei pescatori del Veneto e in particolare quelle di Chioggia nei prossimi 5 anni riceveranno dalla CEE finanziamenti pari a 11 miliardi di lire. La notizia è stata resa nota quest'oggi dai funzionari del Ministro della Marina Mercantile nel corso di un convegno organizzato dalla Lega delle Cooperative presso Villa Widman Foscari a Mira. Il congruo finanziamento è stato reso possibile perché il Veneto, rispetto agli altri paesi europei, risulta essere zona depressa. Il contributo della CEE è destinato a potenziare le strutture per l'acquicoltura, per il ripopolamento della fauna marina e per ammodernare le attrezzature dei pescatori. Parte del contributo, è stato affermato nel corso del convegno, verrà destinato a finanziare il fermo dei pescatori. Al dibattito ha preso parte anche il Ministro della Marina Mercantile Costante Degan.
36 secondi, però la domanda sorge spontanea. Ma l'agricoltura deve sempre aver bisogno del sostegno dell'Europa, dei piani di sostegno? Cioè non riesce a stare in piedi da sola? Sì, c'è anche un'agricoltura che riesce a stare in piedi da sola. In Italia tutta l'agricoltura di qualità, il cosiddetto Made in Italy agroalimentare, produce reddito, insomma è una parte importante del nostro PIL, quindi sta in piedi da sola. Però c'è anche un'agricoltura di base, definiamola in questa maniera, che ha bisogno oggettivamente anche di un sostegno. E poi ci sono le contingenze internazionali, perché poi è un mondo un pochino complesso, voglio dire, è la filiera il problema, non è tanto il prodotto in campo, è che non ancora si tende a non riconoscere il valore dell'agricoltura. Parliamo di agricoltura, ma questo vale probabilmente anche per la pesca, anche se i mondi non sono proprio sovrapponibili, ma sono sicuramente simili. Quando tu hai una grande distribuzione organizzata, gli ipermercati, tanto per intenderci, che comprano su un mercato mondiale, è evidente che rischi di penalizzare l'agricoltura di casa tua, quando casa tua è l'Italia, dove siamo abituati ad avere determinati standard e garanzie di vita, e questo penalizza. Allora in questo senso l'agricoltura, insomma, anche di casa nostra va essere sostenuta. La domanda è, qui dicevano appunto che il Veneto era zona depressa per quanto riguarda la pesca e quindi doveva essere aiutata proprio per questa sua depressione. Possiamo dire che la montagna continua ad essere zona depressa? Tornando al discorso di prima della pubblicità. La montagna sì, sicuramente continua a essere una zona depressa. Non sono depressi gli abitanti della montagna, perché probabilmente hanno una qualità della vita migliore di chi vive in una città. C'è un problema di fondo, è che all'agricoltura dovrebbero essere riconosciuti ad esempio i cosiddetti servizi ecosistemici, che sono un po' quelli di cui abbiamo parlato all'inizio. L'agricoltura in montagna non è solamente coltivare il campo, è garantire la manutenzione del territorio, e questo non viene riconosciuto. Senti, tornando invece a parlare dell'agricoltura, adesso ti porto nell'87, perché quello che è diventato, almeno nella marca trevigiana, il secondo prodotto più remunerativo, ovvero il kiwi giallo, non so se lo sapevi, immagino di sì, io sì. L'ho scoperto qualche settimana fa, che il kiwi giallo a ettaro in certe situazioni vale addirittura di più di un ettaro di prosecco, che qui insomma è tutto dire. E ti porto nell'87 perché nell'87 cominciava l'introduzione del kiwi, quindi l'innovazione tecnologica, o meglio l'innovazione nella produzione. L'inserto è il 24, Francesca, ce lo vediamo e poi lo commentiamo. Il suo vero nome è Actinidia, ma tutti per la facilità di pronuncia lo chiamano kiwi. Ed è proprio di questo prelibato frutto che si è parlato stamane a Montebelluna nel corso di un convegno a carattere regionale organizzato dal Comitato per le Attività Agricole, dal Comune, dalla Proloco e dall'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana Mandamento di Montebelluna. La produzione mondiale di kiwi si è accresciuta rapidamente negli ultimi anni. In base ai dati più recenti, la sua consistenza avrebbe raggiunto il 1,5 milioni di quintali nelle principali zone di coltivazione, fra le quali primeggia la Nuova Zelanda. Nel nostro paese le prime coltivazioni di Actinidia sono sorte sul finire degli anni 60. Le stime più recenti parlano di 6.300 ettari investiti nel 1985 e ben 9.000 l'anno scorso. Nell'elenco regionale il Veneto si colloca al 4° posto per estensione coltivata, dopo Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. Il professor Franco Alvisi, docente all'Università di Bologna, nel corso del suo intervento, ha anche affrontato l'aspetto forse più apparente ed immediato, quello della redditività della cultura, che sembra sia molto elevata. In pratica conviene investire su questo prodotto, ha suggerito l'oratore, che può consentire la realizzazione di consistenti profitti anche in presenza di rese unitarie piuttosto contenute. E pur prevedendo che nei prossimi anni il livello dei prezzi tenderà al ribasso, ha concluso Alvisi, si può ritenere che permangano ancora condizioni del tutto favorevoli per una soddisfacente remunerazione della coltura. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Jamil Joseph del Centro Sperimentale Agricolo di Pozzuoli, Claudio Giulivo dell'Università di Padova e Paolo Mori dell'Osservatorio Malattie delle Piante di Verona.
Domani, seconda conclusiva giornata del convegno, dedicata prevalentemente agli impieghi del kiwi. Interverranno un cosmetologo, un nutrizionista e saranno fornite ricette a base di kiwi dai cuochi del ristorante Celeste. A Sante Quaggiotto, presidente del mandamento montebellunese, spetterà il compito di chiudere i lavori. Anche qui eravamo agli albori, poi da allora siamo diventati i secondi al mondo dopo la Nuova Zelanda come produttori di kiwi, ma da quello che so, insomma, adesso i produttori di kiwi non vivono momenti particolarmente felici, un po' per la siccità, ma anche perché c'è una malattia che sta rovinando le piante. Sai che quando io ho visto questo servizio la cosa che mi ha colpito era la faccia interdetta degli intervenuti, perché secondo me fa cambiare idea a un agricoltore, soprattutto in quegli anni lì era una cosa difficilissima. Sì, il paradosso è che adesso invece sono costretti a cambiare idea, se tu pensi che nell'Italia meridionale coltivano l'avocado e in Liguria il mango, insomma. Ecco, il cambiamento climatico, quanto imporrà all'agricoltura di rinnovarsi, rivedersi, ripensarsi? Questo è un grandissimo problema, perché è facile dire c'è meno acqua, cambiamo il tipo di coltura, ma l'acqua per l'Italia è anche territorio, è panorama, è la nostra vita. In questi periodi poi diventa sempre di moda, quando c'è poca acqua, dire guardiamo Israele come loro. Ecco sì, però ci dimentichiamo sempre una cosa, che Israele ha trasformato il deserto in un giardino. Noi il giardino lo abbiamo e dobbiamo mantenerlo, e per mantenerlo è necessaria l'acqua. Quindi prima di cambiare le modalità agricole cerchiamo di trattenere tutta l'acqua possibile, l'acqua di pioggia, creiamo dei bacini, utilizziamo al meglio quella che c'è, perché ridurre l'acqua sul territorio significa pregiudicare proprio il nostro ambiente. Qui a Treviso si tenga presente che tutta la zona del Prosecco e del Radicchio esiste solo perché all'epoca della Serenissima Repubblica fecero il taglio di Fener, facendo deviare l'acqua del Piave verso la pianura, che altrimenti non sarebbe stata... Il canale Brentella. Esatto, non sarebbe stata rigogliosa come adesso. Proviamo a pensare cosa significa il Prosecco per la Marca Trevigiana o il Radicchio e facciamoci qualche domanda sulla necessità di cercare di trattenere, insomma, le colture. E allora, visto che tu sei afferrato, avendo a che fare con consorzi, Posso aggiungere una cosa? Rapidissimo, perché anche nel Veneto c'è per esempio la risicoltura, che è insomma diffusa un po' in tutte le province, sicuramente Verona è la regina. E quando uno pensa ad una coltura idroesigente che ha bisogno di molta acqua, pensa alle risaie, e c'è chi ipotizza di fare il riso senza acqua. Quelle risaie sono un equilibratore ecosistemico straordinario, perché trattengono l'acqua, la fanno percolare nel territorio e ricaricano le falde. Non solo la trattengono, quindi evidentemente preservano, insomma, i territori a valle, quell'acqua viene usata più volte, che passano dalla risaia più alta ad una mediana e poi all'ultima, e l'acqua percolando emerge poi a valle e dà adito a quel fenomeno, il fenomeno dei fontanili, che è tipico della pianura padana. Ecco, quello che noi pensiamo possa essere idroesigente, in realtà è un mediatore ecosistemico. Ma allora la domanda è, visto che tu, come dire, hai mani in pasta, come si dice, conoscenza. In acqua nel caso. Mani in acqua, esatto. Cioè noi dove dobbiamo andare a parare? Perché adesso tra ordinanze di risparmio dell'acqua, tra il finanziamento che dovrebbero arrivare per creare dei bacini di contenimento che però hanno tutti i tempi di realizzazione. Io ho visto che ad esempio a Ferrara invece alcuni bacini li hanno già attivati. L'idea di mettere subito mano ad esempio alle cave è un'idea possibile? Assolutamente. Ci sono migliaia di cave abbandonate nel nostro Cos'è paese. Che ci manca lì? La volontà politica, fondamentalmente la volontà politica. Bisogna decidere di farlo, perché dico, ce ne sono veramente tantissime che per ragioni economiche vengono, come posso dire, sono pseudo-attive, perché in realtà non servono più, ma siccome chi le ha in gestione, da quello che so, per legge, deve ripristinarle nel momento in cui le abbandona del tutto, preferisce in qualche maniera mantenere un minimo di attività per non dover incorrere in quei costi, ma ce ne sono veramente tante, il rischio è che diventino tutte delle discariche. Quindi piuttosto che fare discariche, facciamo dei bacini, dei laghetti. Sì, facciamo dei bacini di dominazione. Ne abbiamo bisogno, assolutamente.
Mi pare che noi siamo già arrivati alla fine, abbiamo lasciato da parte, devo dire, circa metà caricatore, però è stato molto interessante soprattutto quest'ultima parte per far ragionare i nostri telespettatori sul presente, sul futuro dell'agricoltura dopo aver visto da dove veniamo. E soprattutto non pensiamo che i dissalatori possano essere la soluzione ai problemi dell'agricoltura in Italia. Questo è un altro tema che è interessante, perché c'è chi dice attraverso i pannelli fotovoltaici alimentiamo gli dissalatori e abbiamo fatto l'uovo di Colombo. Sì, qualcuno ha anche detto, ho letto un'intervista al sindaco di Genova, abbiamo tanta acqua, portiamola a Milano. Io vorrei capire com'è che l'acqua va in salita, onestamente, quanta energia ci vuole per trasportarla. Appunto, che poi il tema è sempre quello dell'energia, tu puoi spostare quello che vuoi, ma se poi la cosa costa di più. Ma poi siamo un paese dove ancora c'è l'acqua, è cambiato il modo di piovere, ce n'è sicuramente anche un pochino meno, ma usiamo bene quella che c'è prima di inventarci delle soluzioni fantascientifiche e probabilmente mai realizzabili. Grazie a Fabrizio Stelluto, grazie a tutti voi per l'attenzione, come sempre l'appuntamento la prossima settimana.